dalla sala del Teatro dei Camigliani, Imperia, per presentarvi La posta in gioco, uno spettacolo della compagnia aerea in debutto a Pietra Ligure, Teatro Moretti, il 10 aprile alle ore 21. E adesso, Damiano, volevamo chiederti alcune informazioni della trama dello spettacolo e del messaggio. È fondamentalmente uno spettacolo contro la misoginia. Sono 3 donne e 2 angeli che ruotano intorno a un personaggio, Mauro, direi abbastanza inquietante, anche se inquietante non in termini negativi, però non è un thriller, insomma, voglio dire, è uno spettacolo che si articola tra qualche risata e degli aspetti che vengono messi in risalto per evidenziare certe fragilità femminili che sono in contrasto oggi con quella che è la misoginia imperante purtroppo nel nostro paese. Bene, ecco, da quanto tempo e quante persone partecipano allo spettacolo? In realtà sono 5 donne, ti ho detto 3 donne che occupano la parte centrale dello spettacolo e 2 angeli che la aprono e che la chiudono. E l'uomo? E l'uomo si chiama Mauro, è il fulcro intorno al quale si muove tutto lo spettacolo, anche se non occupa, diciamo, il 100% dello spettacolo. È una figura che farà anche ridere, ma è abbastanza negativa, insomma. Diamo luce ai personaggi adesso. Va bene, allora le 3 donne che occupano la parte centrale sono Lara Galli, Amelia Conte e Cristina Belvedere, tutte e 3 studentesse DAMS molto molto brave, Anthony Gosio, che è il famoso Mauro, poi ci sono Deborah Gobbi e Silvia Messori, che sono i 2 angeli che quindi aprono e chiudono la parte e lo spettacolo. Poi un particolare ringraziamento devo darlo anche a Gilberto Garibaldi che sarà con me in regia ai suoni, e anche a Enrico Luli, che ci ha supportato nelle assenze di Mauro, nelle assenze di Anthony Gosio per problemi di lavoro, e che ci sta dando ancora la possibilità di continuare le nostre prove. Benissimo, quindi Pietra Ligure? Pietra Ligure, 10 di aprile alle ore 9 al Teatro Moretti, e vi aspettiamo chiaramente numerosi. Benissimo, grazie alla compagnia aerea, buona serata. Buonasera.